il 31 marzo scade la cassa integrazione e vorrebbe dire a livello nazionale più di 500.000 addetti e anche nella Merca sicuramente qualche centinaio di addetti nel settore specifico. Prorogare la cassa integrazione per i lavoratori del turismo, anche oltre l'eventuale fine dello stato di emergenza legata al Covid, troppo profonde del resto le ferite di un settore che nella Marca, in 2 anni di pandemia, ha perso circa l'80% dei ricavi rispetto agli anni precedenti, a fronte di ristori che non sono stati più del 20% del valore delle perdite di fatturato. 140 gli operatori che resistono nel Trevigiano, tutti ancora sulle montagne russe dell'incertezza. Si lavora un po' durante la settimana col traffico, diciamo, di chi si muove per lavoro, mentre il fine settimana gli alberghi si svuotano perché turismo non ce n'è, la gente non si muove per 1000 ragioni. C'è ancora tanto Covid in giro, la gente ha paura di muoversi. Abbiamo delle regole così complesse, riguardo ai Green Pass, Green Super Pass, arriva un cliente straniero, ha delle regole completamente diverse, quindi sarebbe una grande cosa poter semplificare questo sistema. Dall'emergenza pandemica a quella dell'energia che fa esplodere le spese di gestione, il passo è breve, sottolinea Kerr, che su tutto chiede una vera e propria calmierazione dei prezzi. Ma i conti della Confcommercio provinciale tracciano un quadro che va oltre l'alberghiero e guarda al terziario nella sua interezza. 1059 le imprese bruciate in 2 anni, saldo che deriva dalla chiusura di 2656 aziende e l'apertura di 1597 nuove realtà. Uno dei pochi comparti a poter sorridere è quello degli alimentaristi, vista la riscoperta dei negozi di prossimità, anche grazie ai servizi di recapito a domicilio entrati nelle abitudini di almeno il 30% dei clienti, nonostante il superamento delle restrizioni più invasive. Perché una cosa è certa, al di là dei numeri sono cambiate le consuetudini di vita.